Senatore Endrizzi, com'è la situazione per quanto riguarda la salute della Regione Veneto? Parliamo di ambiente. Qui si sta facendo politica che dà beneficio a pochi gruppi imprenditoriali e svantaggia i cittadini. Lo vediamo con le superstrade che vengono trasformate da gratuite a pagamento, lo vediamo con il consumo continuo di territorio, con l'autorizzazione di trivellazioni petrolifere in provincia di Treviso che andranno a danno dell'agricoltura. Sappiamo per esempio che in Valdagri, in Basilicata, oggi hanno idrocarburi che si trovano nel miele delle api. Ecco, noi non vorremmo fare questa fine, noi vorremmo un territorio invece protetto, riparato dalle alluvioni, e quindi dovremmo smettere di consumare suolo, incentivare l'edilizia, non quella dei grandi costruttori ma quella dei piccoli artigiani, per il recupero e il risparmio energetico, la riqualificazione dell'esistente. Dovremmo proteggere l'agricoltura di qualità, tutte scelte che vengono dichiarate a parole dagli altri e invece tradite nei fatti. Senatore, parliamo di politica, come vede le regionali 2015 per il Veneto? Vedo che tutti stanno sgomitando per accaparrarsi il potere e non per governare nell'interesse e nel bene di tutti. Vediamo una forza politica, indovinate quale, che invece fa candidare persone incensurate che non hanno rapporti con le grandi lobby, che hanno una voglia veramente di cambiamento. Stiamo garantendo la rinuncia ai vitalizi, il taglio degli stipendi. Su queste cose domani chiederemo alla candidata Moretti, visto che ha cavalcato alcuni nostri temi, di condividerli anche con un impegno scritto. Lei ha già detto di sì. E noi vedremo se sarà sì.